Nuova premiazione del concorso La Luna sul Borgo, oggi qui a Casa San Filippo. Sì, abbiamo voluto concludere il concorso in questo luogo prestigioso come il Parco Archeologico. La Luna sul Borgo ricorda un'opera di Luigi Pirandello, quindi nel 150° anniversario abbiamo ritenuto opportuno dedicare questa giornata a questo concorso. Molti sono state le opere pervenute, i talenti dei ragazzi, anche delle persone adulte che hanno partecipato sono stati proprio in evidenziati in maniera eccellente, e un grazie a tutti i partecipanti. Il premio Luna sul Borgo è il premio dedicato a Paolo e Lilla Ienna, uno di poesia, l'altro di pittura, stanno a significare la creatività che c'è nel mondo della scuola, e in questo senso si è voluto procedere parallelamente con la Dante Alighieri, il Liceo Scientifico Leonardo, altre associazioni culturali, a questa premiazione in questo luogo eccezionale, proprio per dare un segnale, cioè che laddove la scuola crea, laddove la scuola dà spazio ai giovani con la loro volontà di essere anche protagonisti, lì c'è anche chi riconosce il loro valore. È una bellissima esperienza, la dimostrazione della vitalità della scuola agrigentina con la presenza di diversi studenti che hanno fatto ottimi lavori. Un applauso agli organizzatori, alla collega Ienna, cioè alla dottoressa Stefania Ienna, per questa bellissima iniziativa che ha dato l'opportunità di far emergere le potenzialità che ci sono in questa terra.